Litusi, Grattacieli mi pare che studiare 26. Tu Andreo che mi senti, uno ci ti si ne fa la tutta si metti qua. Tu cacchiti e spadoli, tutti noi per fare la team presidente buono fa. E noi di Girona aspettavo carnevale, a bagnare che non mi volevo più. Si torna di gran festa, un appello va bagniamo, alle prossime non vi votiamo più. Italia rotoli tu sì, Cartagena mi pare che studiare 23. Tu Andreo mi senti, uno ci si ne fa la tutta si mette qua. Tu cacchiti e spadoli, tutti noi per fare la team presidente buono fa. E noi oggi si Girona aspettavo carnevali, a bagnare che non ne volevo più. E si torna di gran festa, un appello va bagniamo, alle prossime non bevo bravo più. Quel particolare che sta girando là sul carro del carcerato, si sta fermando proprio quando lo stiamo inquadrando. Ah, ecco, lo fanno girare. C'è il carcerato che entra, guardate l'orologio, il carcerato che entra nelle carceri a mezzogiorno e dopo un'ora è già fuori. Infatti dall'altra parte spunta già il carcerato, dopo un'ora l'una indica l'orologio che già è uscito. Poi c'è scritto l'ex cum fella, quello è il giudice, dietro ci sono due grossi carabinieri. Vieni qua, dimmi una cosa, qua i carabinieri con... Sino credo li sta inquadrando. L'inno ce lo fate sentire? Così, senza la base, così a voi. È il carro, il bisbetico domato dei fratelli Soldano che noi già vi avevamo proposto in un'anteprima carnevale insieme a tutti gli altri carri. Ovviamente non era questo l'effetto che avete potuto vedere attraverso i vostri televisori nelle riprese che abbiamo fatto quei giorni, in quanto il carro non era ancora completo, non era montato e non tutti i pezzi erano diciamo pitturati. Invece questo è il carro al completo e come vedete è tutta un'altra cosa, fa tutto un altro effetto, è veramente un bel carro, come del resto tutti gli altri anni, cioè come tutti gli altri carri che bisogna dire quest'anno sono di una fattura veramente direi elevata, cioè io sono convinto che un carro del genere a parte le dimensioni sicuramente non, in un carnevale come Viareggio non sfigurerebbe affatto. Abbiamo qui uno dei fratelli Soldano. Senti, quanto tempo avete impiegato alla realizzazione di questo carro? Ma all'incirca un paio di mesi di lavoro, notte e giorno, lavorando assiduamente notte e giorno. Senti, nell'intervista che abbiamo fatto allora quando siamo venuti ecco, a vedere il carro che stava per essere completato, voi mi avete detto che il copione è stato fatto una parola tu e una parola io. Ed è vero, tuo fratello l'ha definito. È una collaborazione, proprio una parola tu, una parola io, di un gruppo di amici e noi tutti 5 fratelli a collaborare, a fare ogni anno questo copione. E quindi anche l'inno? È stato fatto una nota tu e una nota io? Anche l'inno, sì, perché c'è uno dei miei fratelli che fa il musicista, per cui con alcuni amici ogni anno compongono con le parole, una parola tu, una parola io, anche l'inno. Ho capito, senti, ti dispiacerebbe radunare un po' di leone e farci sentire un pezzettino dell'inno? Sì, avvicinate un attimo. Vieni qua. Come ti chiami tu? Come ti chiami tu? Come ti chiami? Guarda là, guarda là. Guarda là, guarda là. Come ti chiami? Come? No, non si mangia questo. Allora, lo vuoi tenere tu? Avanti, parla, canta, cosa vuoi fare? No, non è un ciuccetto. Non è un ciuccetto. Allora. Vuoi cantare? Cosa vuoi fare?
Sai ballare? Fammi vedere come balli, avanti. Voi cantate che lui balla. È scappato il leoncino. Allora, un po' di inno. No, così senza musica, al naturale lo vogliamo. Al naturale, esatto, un'improvvisazione. Grande picciriti, grandissima festa carnevale, mangiare ciumetti, quindi sparavole papà. Quando veni ogni anno, discutiamo i biglieri, sui e scialari, sempre va. Comunque, l'accettiamo tutto improvvisato, tutto... Ho visto una domatrice, avete anche una domatrice dei leoni. La volevo intervistare ma non la vedo più. Non la vedo più. Cercate la domatrice. Mentre continuiamo con l'I. Senti, scusami, io non ho mai visto un leone con i capelli verdi. No, Come perché però ho la parrucca levata. Ah, c'è la parrucca levata. Sì. Ma tu normalmente durante l'anno i capelli li porti così verdi? No, l'ho colorati apposta. Ah, per divertirmi. Ecco, qua abbiamo... C'è la domatrice. Senti, dimmi una cosa, normalmente abbiamo visto che nei circhi, nei grandi circhi, un domatore ha a che fare con 5-6 leoni. Tu ne hai tantissimi, quanti ne hai? La bellezza di circa 60. 60. Senti, ma non è pericoloso per te No. lavorare con tutti questi leoni? No, per niente. Perché? Perché sono abbastanza brave, non appena un corpo di fusta si domano subito. Ho capito, e chi è che li ha domati? Io assieme a un gruppo di ragazzi. Ho capito, allora faremo una proposta agli Orfei magari per poterti farti ingaggiare, grazie. La giornata, ma toglimi una curiosità, qua ce n'è anche un'altra. Sino, scusami, puoi inquadrare le pance di queste due ragazze? Ecco. Toglimi una curiosità. Il tempo ti ha graziato, devo dire, perché se pioveva come gli altri giorni, non so se faceva freddo, non so come che. Cosa mettevi una maglia, cosa mettevi? Oppure imperterrita continuavi a sfilare con la pancia nuda? Continuavo perché ballando si riscalda sempre. Ah, ballando si riscalda. Siccome balliamo sempre. Come ti chiami tu? Aurelia. Okay. Senti ragazzi, ci fate vedere un ballo, visto che abbiamo anche la musica in sottofondo così. Capisco che non è la vostra musica. Non è la nostra e non vabbè, allora facciamo un'altra cosa. Voi cantate e ballate, fate un po' tutto voi e così vediamo cos'è che ne viene fuori. Parliamo, facciamo Dai, non è che in fondo siamo né alla Scala né a Sanremo né. ma lo so, però dai, ecco così, fate. Venite avanti.
visto che sei il capostazione, che è stato a realizzare questo treno? Siamo stati un gruppo di amici per questo. Ideatore. Ah, ecco, abbiamo qua l'ideatore. Senti, come che hai tirato fuori questa idea che è veramente bella, devo dire, sia come idea ma soprattutto nella realizzazione. Ma io ho usato questa idea più che altro perché l'ho trovata molto originale, perché raffiguriamo tutta l'Italia in se stesso, dei problemi che abbiamo, che ci sono tuttora. E questo è il carro tutto in barca. Avrete senz'altro notato le potenti amplificazioni che usano questi carri. Questo è Mamma Rai, che all'inizio credo si doveva chiamare Pronto Rafanella, poi hanno cambiato il titolo in Mamma Rai. Ecco, c'è tutto, c'è Raffaella Carrà che parla al telefono, c'è il balletto di Raffaella Carrà, punto e virgola, il gatto sarebbero il cane della famosissima ormai presentatrice televisiva Raffaella Carrà. Ecco, 5. e tu come ti chiami? Anna Maria. Pure Anna Maria. Antonella. Ah, meno male che non ti chiami pure tu Anna Maria, no? Senti Antonella. Questa invece è Primavera Sciacchietana. Poi tra virgolette c'è scritto fantasma. Adesso proviamo a chiedere questo fantasma che cosa significa. Scusa, abbiamo letto sul vostro cartellone. Tu ti chiami? Accursio Gerardi. Ecco, perfetto. Accursio Gerardi, un veterano, dobbiamo dire, del carnevale di Sciacca. Allora, Sì. abbiamo letto, stavo dicendo sul cartellone, Primavera Sciacchietana e poi tra le virgolette c'è scritto fantasma. Cosa vuol Fantasma dire? perché l'abbiamo fatto in 15 giorni. Ci siamo riuniti tanti amici e lo facciamo solamente per Quindi anche il divertirci. vostro carro E è non bello? diciamo che i soldi sono pochi, perché quando si fa un concorso prima si legge, ti dice che non voglio fare polemica, Lasciamo e nemmeno stare. testi di cera. Lasciamo stare. Ecco, l'applauso. Abbiamo parlato diverse settimane del carro fantasma. Guardi È stata là. una burla, uno scherzo di carnevale. Si dice guardi là. a carnevale ogni burla vale, fatta per nei giusti limiti. Non è più carro fantasma, è Primavera Sciacchietana, un carro popolare e tradizionale. Esatto. Professore, mi Il perdoni. carro della tradizione. Mi perdoni, Quando vedo- si facevano i pupi da zero, Professore, con la cartapesta. vedo che i fiori sono aumentati. Ieri c'erano Sa soltanto le perché? margheritine. Sì, perché la Oggi giornata è si bella rompono. e spuntano i fiori, Ho capito, i fiori capito. primaverile, come Primavera Sciacchietana, È tutto che uno possa il sbocciare. carnevale, possa portare veramente l'allegria, la baldoria serena e pacifica nelle nostre Allora, case. Questo si propone. Maestro, mi Scusate, scusi. grazie dei vostri Maestro, applausi. maestro, mi scusi. Questo si propone Mi scusi, Primavera maestro. Sciacchietana, Una non più carro domanda- fantasma, ma Primavera Sciacchietana. Anche due Paolo. Maestro, una domanda. Allora, se continua il bel tempo, dobbiamo aspettarci domani e dopodomani ancora Anche altri le mie fiori. fiori. Domani metterò altri 4 fiori in più, perché aumentando il bel tempo, ci vuole il bel tempo per fare il carnevale, la sfilate del più grande carnevale della storia. capito. Primavera Sciacchietana. Grazie, maestro. Abbiamo qui nuovamente le brasiliane. Tu quest'anno niente. L'altro giorno è la prima volta, dicevo, che si cimenta in prima persona nella costruzione di un carro. Sino, scusami, io vorrei che tu inquadrassi questa scritta. Diciamo anche come è fatta questa scritta. Questa scritta che voi vedete qua è realizzata con la comunissima pasta, tutta pitturata. Questo è un lavoro veramente di finezza, bisogna dirlo. Curatissimo e pieno di colori, questo carro è veramente bello, come del resto tutti gli altri carri. Questa è l'Arca di Noè. Gli animali parlano. Qualcuno dice che gli animali parlano.
Tu ti chiami come? Simonetta, Senti Simonetta, quante ragazze siete nel vostro gruppo? 50. Senti, avete una coreografia e il vostro ballo è veramente bello. Quanto tempo ci avete impiegato per poterlo realizzare? Un mese, Un mese di prove, tutti prove. i giorni? quasi tutti i giorni. Quasi tutti i giorni. E quante volte, cioè per quanto tempo provavate ogni giorno? Un'ora, 2 ore, quanto? 3 ore. 3 ore al giorno, quindi un sacrificio veramente grande. Sì, specialmente per noi che studiamo, un bel sacrificio. E dimmi, per te, parla anche un po' a nome degli altri, meglio per voi, vale la pena sacrificarsi 3 ore al giorno per un mese per poter eseguire e poter sfilare, quindi ballare in questi 4 giorni, sì oppure no? Secondo me sì, se no non lo faremmo. Grazie, ciao.